Nella prestigiosa cornice dello storico ristorante Altezon di Campo San Piero, in presenza di autorità locali e sponsor, si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra del Volley Fratte. La società di Santa Giustina in Colle ha sempre dato la massima importanza allo sviluppo del settore giovanile e oggi sta raccogliendo i frutti dell'impegno profuso negli anni, come ci ha spiegato il presidente Emanuele Rizzo. La prima squadra è costituita per il 50% di atlete che sono nate, che hanno imparato a giocare a pallavolo qui da noi e questo la dice lunga, ecco, su quella che è l'impostazione che abbiamo sempre dato fin dall'inizio, dicevamo 37 anni fa, dell'impostazione che abbiamo dato alla nostra società. Cura in modo particolare del settore giovanile. Io sostengo che una società senza settore giovanile non ha futuro e quindi è così, è lì che dobbiamo impegnare soprattutto le nostre risorse e possibilmente le risorse migliori anche. Se tu lavori bene, hai un'impostazione adeguata, costruisci una squadra che sia attrezzata in fatto di atleti, con un allenatore importante ed esperto, credo che alla fine, ecco, i risultati non possono che arrivare, insomma, ecco. Credo che sia un percorso naturale che alla fine riesci a raggiungerlo perché hai lavorato bene alle spalle. Aspetto fondamentale per l'attività del Volley Fratte è certamente il rapporto di sinergia che lega la società all'amministrazione comunale, attenta e presente per soddisfare al meglio le esigenze dei giovani e degli sportivi. L'amministrazione comunale ha sempre compreso che l'attività sportiva poteva essere una grande realtà per dare la giusta risposta ai ragazzi del nostro comune, un comune di 7.000 abitanti, quindi è un comune della periferia di Padova che non può avere delle grandi strutture, dei grandi servizi. Nel corso degli anni l'amministrazione comunale ha sviluppato 2 impianti sportivi per il calcio e 2 palazzetti dello sport per il gioco della pallavolo principalmente, che è l'attività sportiva più importante probabilmente oggi come numero di partecipanti a Santa Giustina in Colle, con tribune. Quindi perché questo? Perché la pallavolo ha avuto da subito, dal 72, un grande sviluppo e anche un grande seguito di genitori ma anche appassionati. Quest'anno il Volley Fratte ha un nuovo partner importante, una marcia in più per giungere al successo. Stiamo parlando di A-Style, l'affermato brand di moda già protagonista di altre sponsorizzazioni sportive a livello mondiale. Il dottor Massimo Bernardi ci presenta il mondo di A-Style e i suoi obiettivi nel campo della comunicazione. A-Style è un brand fashion di moda, nasce nel 2000 dalla matita e dall'intuizione di Marco Brooms, che è il proprietario a tutti gli effetti del brand. GB sigla degli accordi in termini di licenza per lo sviluppo di prodotti in area consumer e quindi tutto ciò che si vede in termini di bigiotteria, di orologeria e di altro sul territorio è siglato da GB Partners. Questo è un po' il mondo di A-Style. A-Style nasce nel 2000, sono quindi circa 10 anni di attività e di successi, un panorama in termini di prodotti che va dall'abbigliamento total look all'accessorio moda a tutti gli effetti, al prodotto per la cartoleria, a prodotti in bigiotteria e in orologeria, di cui GB Partners è assolutamente esclusivista per il territorio mondiale e insomma, quindi grande successo. Poi in ambito delle sponsorizzazioni, ovviamente A-Style, essendo un brand rivolto ai giovani, guardiamo con particolare attenzione il mondo dello sport. Ovviamente noi, essendo legati a sponsor, ad attività di sponsorizzazioni a livello mondiale, guardiamo la televisione sempre con grande interesse, anche perché di riflesso quelli che sono i banner, quelli che sono le squadre, quelli che sono coloro che indossano il nostro brand automaticamente trasmettono visibilità attraverso il mondo della televisione, che quindi noi amiamo assolutamente per promuovere. La società si è posta un obiettivo ambizioso per la prima squadra e sembra avere tutti i requisiti tecnici, economici e organizzativi per conseguirlo. Ne abbiamo parlato con il team manager Mauro Moretti e col primo allenatore Antonio Civiero. Il gruppo è un gruppo che è composto di
più della metà sono ragazze che vengono dal vivaio del nostro settore giovanile, e su questa base abbiamo inserito delle atlete d'esperienza che così possono anche far crescere queste giovani e cercare di fare un gruppo amalgamato. Non è facile, abbiamo inserito 2 elementi importanti, un palleggiatore e un centrale di ruolo, quindi la squadra per il momento si sta esprimendo bene, anche se devo essere obiettivo anche tra di noi, e non stiamo ancora giocando al massimo delle nostre possibilità, stiamo ancora un po' trovando la quadratura del cerchio, però insomma i risultati stanno arrivando. Questo è un gruppo che comunque ha esperienza perché è un bel mix tra gente che comunque ha giocato anche in categorie superiori, con pressioni anche di un certo tipo, giovani che insomma possono portare un po' di spensieratezza. Direi che il gruppo storico dell'anno scorso ha bene assorbito la delusione insomma maturata proprio all'ultimo, e quindi ha tirato fuori quelle che sono le note positive, cioè la rivincita, la voglia di rivincita. È chiaro che poi i giochi secondo me si faranno in primavera, perché comunque non credo che sarà un campionato che si deciderà prima. Finiamo in bellezza, dobbiamo proprio dirlo, col capitano della squadra, da molti anni anima e bandiera del volley Fratte. Quest'anno è iniziata bene e speriamo che continui così. Abbiamo un bel gruppo, un bello spogliatoio, ci divertiamo, e quando ci divertiamo vengono di conseguenza anche i risultati. Speriamo di continuare così. Invito tutti quanti a vederci in palestra, perché abbiamo un tifo strepitoso, un'organizzazione sia societaria sia con gli sponsor meravigliosa, quindi invito tutti quanti in palestra. Bene allora, viste le vittorie, l'entusiasmo e il tifo ci saranno di certo per l'A-Style Fratte. In bocca al lupo ragazze!